Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. e 281 abitanti, 57 metri sul livello del mare per una città antica di tale bellezza che molte cittadine americane oggi si chiamano come lei, con il nome originario portato in dote da viandanti rimasti affascinati dalle bellezze parmensi e poi tornati oltreoceano. Una genesi che si fonde con la mitologia e che ritrova nel suo stesso nome, Parma, la ciclicità di un racconto perfetto, di un cerchio perfetto, che proprio nel termine che designava lo scudo utilizzato dai soldati dell'antica Roma sembra affondare le proprie origini. La Certosa, i Celti, la Via delle Miglia, i Romani, i Franchi e i Longobardi, il Barbarossa e gli Asburgo, Napoleone, sua moglie e i moti per l'indipendenza, la Piazza del Duomo, l'abbazia di Valserena, la fortezza della Cittadella, il Teatro Farnese, il Parmigiano Reggiano, il prosciutto di Parma, il Lambrusco e ovviamente il Parma Calcio. Il nostro viaggio alla scoperta delle province del calcio italiano oggi ci porta a Parma per raccontare dell'ascesa di una delle piazze storiche del nostro calcio che dagli anni 90 in avanti è stata sinonimo di eccellenza, di investimenti e di narrativa, con la chicca della stagione 1992-93 culminata con un inaspettato sigillo internazionale. Questa è la seconda stagione di Tutto il calcio provincia per provincia, il nuovo appuntamento con il racconto calcistico della nostra memoria sportiva. Un mosaico dove pezzo dopo pezzo andremo a ricostruire la geografia pallonara d'Italia, alla riscoperta delle nostre unicità locali. Tutto il mondo è paese e allora tutto il nostro, di paese, diventa provincia. Per sottolineare ancora una volta il senso di appartenenza unico che solo le nostre latitudini, grazie al calcio, alla cultura e alla gastronomia, diventa anche un lascito culturale. Una stagione inedita, nuova, nella quale andare a ricercare le storie nella storia, i piccoli grandi dettagli che hanno reso eterna una stagione speciale. Da nord a sud, dal mare alla campagna, dalle Alpi alle isole, tra le centinaia di modi in cui è possibile raccontare l'Italia, abbiamo scelto questo, fatto di pallone, fatto di passione e fatto di ricordi. A pensarci bene, anche sforzandosi al massimo, è difficile immaginare che la prima storica promozione in Serie A del Parma Calcio sia datata negli anni 90. La Piazza Ducale, che con la sua divisa a righe giallo-blu ha visto giocare negli anni fior di campioni, dal pallone d'oro Fabio Cannavaro a Gianfranco Zola, da Hernan Crespo a Veron, da Giuseppe Rossi detto Pepito a Buffon, sembra essere parte del nostro patrimonio di tradizioni calcistiche da molto più tempo. Si immagina la piazza emiliana al centro dell'universo pallonaro italiano da sempre, fin da quando esiste il gioco anche alle nostre latitudini, come la dicitura ufficiale del nome, tra l'altro, farebbe supporre Parma Calcio 1913. E invece non è così. Quella del calcio a Parma è una storia di cadute e di rinascite, di stravolgimenti e di avventura, persino una storia di scandali, ma resta una storia che fino all'ultimo decennio del secolo scorso ha avuto come palcoscenico i campi delle serie minori. Non mancarono di certo i personaggi da leggenda, perché si sa che la leggenda se ne frega della categoria e vive solo attraverso i ricordi della gente. Ci fu, per esempio, Ivo Cocconi, difensore, che per decenni è stato il giocatore con il maggior numero di presenze in maglia ducale, prima di farsi superare da Alessandro Lucarelli e da Hermes Polli. Ci fu anche il bomberissimo Paolo Erba, che nel secondo dopoguerra atterrì tutte le difese della cadetteria con addosso il suo inusuale numero 83, rarissimo per l'epoca, e che portava in onore del nonno, il suo primo tifoso, nato per l'appunto nel 1883. Ci fu anche quel gran maestro di Arrigo Sacchi, che guidò gli emiliani nel cuore degli anni '80 in Serie B e che avrebbe poi conosciuto la massima serie e la gloria eterna grazie all'intuizione di Silvio Berlusconi e di Adriano Galliani, che da sconosciuto di belle idee lo portarono a Milano, su una delle panchine più calde del mondo.
Ma la verità è che per diventare grandi è necessario mettersi alla prova sul palcoscenico più prestigioso in assoluto, e la Serie A Parma arrivò soltanto nella primavera del 1990, quando la squadra allenata da Nevio Scala, dopo un campionato di Serie B pieno di alti e bassi, riuscì, nonostante un girone di ritorno zoppicante e grazie al mercato di gennaio, a mantenere il quarto posto, che significava promozione. Arrivato finalmente in paradiso, il Parma non si fece trovare per nulla impreparato e anzi, gli investimenti societari diedero nuova linfa ad una squadra che necessitava di talento adatto alla categoria per affrontare il campionato. Il Parma si distinse negli anni per mercati altisonanti, capaci di portare in città giocatori di grande esperienza internazionale, di talento cristallino e di sicuro grande avvenire. Insomma, ai giornalisti riservavano sempre grandi titoloni. Sesti al primo anno, trascinati dai gol di Alessandro Melli, che aveva coronato così la sua definitiva consacrazione dopo aver dominato anche la Serie B l'anno precedente. Settimi l'anno seguente, in una stagione memorabile, conclusa con il 2-0 in finale di Coppa Italia alla Juventus di Trapattoni e Roberto Baggio. Un risultato sufficiente a ribaltare lo 0-1 dell'andata e a mandare in estasi i 27.000 presenti allo Stadio Tardini per il primo trofeo della storia dei Ducali. Ma sarebbe stato il terzo campionato consecutivo in Serie A, quello del 92-93, a far esplodere la Parmamania in tutta l'Emilia e a regalare al calcio italiano una nuova grande con cui fare i conti per gli anni a venire. Il mercato estivo portò in dote un calciatore colombiano, su cui circolano un numero talmente alto di leggende metropolitane che la metà basterebbero, e che fu il primo a sdoganare nel nostro paese l'esultanza capriola, diventato poi un marchio di fabbrica di una generazione intera. Faustino Asprilla, detto Tino, era un cult del calcio internazionale, con la sua velocità supersonica, la lingua tagliente e la personalità extra large. Il calcio per lui era un modo per divertirsi e per far divertire la gente, e la leggerezza con cui viveva il suo essere un professionista esondava spesso in uno stile di vita al limite, che lo rese un controeroe per un'intera generazione. Piedi potenti, ambidestro, velocissimo e indisciplinato tatticamente, qualunque bambino sognasse di diventare un calciatore, sognava di diventare un calciatore così, un misto di istinto e libertà, sempre pronto ad esplodere in una giocata indimenticabile, celebre per una vita notturna che definire garibaldina è un eufemismo, e per un sorriso spacca obiettivo. Tino Asprilla portò in quel Parma solido e quadrato il tocco di genio mancante per salire l'ultimo livello della gerarchia calcistica italiana. La squadra di Nevio Scala, uomo elegante e signorile, che amava sporcarsi le mani in campo, era un gruppo affiatato e molto coeso, che permetteva ai campioni in rosa di esprimersi in libertà. In porta dominava il brasiliano Claudio Taffarel, un nome storico che l'anno seguente, nella finale di Pasadena a USA 94, ci regalò una delusione fortissima. In difesa c'era la solidità di Luigi Apolloni e di Antonio Benarrivo, due che quella finale mondiale l'avrebbero persa, parte di una rosa azzurra che ospitava ben 6 calciatori provenienti dal Parma. Al centro della retroguardia c'era poi capitan Lorenzo Minotti, simbolo di una squadra che attraverso la gavetta stava arrivando a toccare il paradiso come lui, che con i Ducali si era fatto anche lunghi anni di Serie B. Come in tutte le storie di successo, poi non mancarono neppure i personaggi secondari, come lo svedese Thomas Brolin, attaccante di culto preso per completare il pacchetto offensivo insieme a Melli e al funambolico Asprilla. Il buon Thomas ebbe una discreta parentesi in Emilia, lunga 6 anni, in 2 differenti finestre, ma a renderlo celebre a livello internazionale fu di sicuro il secondo posto nella classifica dei 50 peggiori calciatori che avessero mai giocato in Premier League ad opera del Times, dopo una sua poco esaltante parentesi a Leeds. Personaggi mitici di un calcio anni 90 pieno di romanticismo e di epica. Un calcio diverso da quello di oggi e che permetteva a gruppi di uomini dal cuore grande e dal forte senso di appartenenza ad una maglia di volare alto, persino altissimo. La stagione 1992-93 del Parma, dunque, sarebbe rimasta nella storia, con un terzo posto finale conquistato alle spalle del Milan negli Invincibili
e dell'Inter allenata da Osvaldo Bagnoli. La sfida al Meazza contro il Milan, in particolare, resta una perla della storia ducale. A quell'incontro del 21 marzo 1993 il Milan di Mister Capello arrivava con la bellezza di 58 partite consecutive senza sconfitte, una striscia da record che sarebbe rimasta nell'immaginario collettivo di tutto il calcio italiano. Ai ducali però servivano i 3 punti per coronare la loro rincorsa al terzo posto e l'accesso all'Europa più prestigiosa dalla porta principale. La partita venne decisa al 58esimo minuto, quando proprio Tino Asprilla trasformò sotto al 7 una punizione dal limite, mettendo fine al filotto rossonero. Tutto San Siro celebrò con una sincera standing ovation quella sconfitta e l'impresa di un Parma capace a modo suo di scrivere un pezzetto di storia. La Gazzetta, all'indomani, titolò a 9 colonne: Milan-Parma 0-1, la caduta degli dei. La stagione trionfale della squadra di Nevio Scala culminò con il successo nella seconda più importante competizione continentale dell'epoca, la Coppa delle Coppe. I ragazzi di Scala eliminano in successione gli ungheresi dell'Újpest, i portoghesi del Boavista e i cechi dello Sparta Praga, incassando solamente un solo gol in 6 partite. In semifinale contro l'Atletico Madrid, Tino Asprilla fu grande protagonista, ribadendo la sua attitudine ai grandi palcoscenici internazionali e mettendo a segno una doppietta che gelò il Calderón, lo stadio dei Colchoneros, da sempre tana di ribollente passione. Inutile fu la vittoria esterna degli iberici per 1-0 al Tardini. A Wembley, per la finalissima, ci sarebbe andato il Parma. A questo punto l'impresa ducale è bella che compiuta. I belgi dell'Anversa sono poca cosa rispetto ai madrileni e con le firme di Minotti, Melli e Cuoghi la pratica venne chiusa fin da subito, permettendo ai giallo-blu di alzare il loro primo trofeo continentale. Il primo, non ultimo, per la squadra di una grande città, che sembra da sempre patrimonio del nostro calcio e che invece si è issata ai vertici del pallone italiano solo negli ultimi 30 anni. Non senza ribaltamenti e momenti no, non senza cadute e risalite, ma questo è forse il segreto dello spirito del luogo, che sa con facilità trasformare la passione in puntiglio. Nella Certosa di Parma, Stendhal ebbe a scrivere che «Gli italiani sono schietti, bonaccioni e dicono ciò che pensano. La vanità la provano solo per gli eccessi e allora diventa passione e si chiama puntiglio». Un puntiglio tutto emiliano che nella caldissima primavera del 1993 è diventato una splendida realtà. Questo è tutto il calcio provincia per provincia. Il nostro viaggio calcistico per le strade d'Italia. Nessuna autostrada e niente pedaggi. Solo ed esclusivamente strade provinciali. Alla prossima! Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.